in che è il 29 de maig, la festa della Lombardia. E ne parlon denanz a quella fotografia chì, una fotografia fada del Framor 1981 e carregada su Wikimedia Commons, non licenza, by SA, me part de Wikilove Mon. E dunque, ne parlon, pensi che la venuta tuc in lombard, minga in italiano. Ecco, veuri parlava un po' anche della scerna del dì, perché se che penso l'è una scerna particolare, perché il 29 de maggio riguarda quando la Liga Lombarda l'ha battuto l'imperatura Legnan, ma minga tutti i comuni della Lombardia erano parte della Liga Lombarda. I Cumasc dicen sempre «Num serum föra della Liga Lombarda, sal fus per num Milan, il Brusarium manca mo». Però la battaglia de Legnano, l'Albert de Jussan, tutta quella roba chi è diventata importante in che momento della storia? In del Risorgimento. Perché la Lombardia era il nucleo del Risorgimento. C'era un frac de idee in sul futuro, in sul come aveva deve essere il Stato italiano e in sul ruolo che la aveva avec la Lombardia in quel Stato lì. E loro hanno visto che la figura chi, che il momento storico chi, i Lombard, più o meno tutti insieme, che hanno combattuto contro un nemico forestiero, che era anche a destra, tra l'altro, tammè quelli dell'Austria, tammè il Cecco Beppe, era anche lui di Tunit. E dunque che la un chi. La battaglia di Legnan, attualizzata, era diventata un simbolo della volontà di Lombard di cambiare Europa, di andare contro i tedeschi per cambiare Europa. E fino ai primi anni 60-70 del 1900 Europa resta in sci. Quella statua qui, che se dice che la mostra l'Albert de Jussan, ma le minga vera, l'è il soldato de Legnan, le un miliziotto generale, le minga l'Albert de Jussan, le ha un simbolo patriottico italiano. Gede di che comunque il fascismo la fa un gran cambio all'identità nazionale italiana, che è diventata ben più romancentrica, però che resta quell'elemento di identità risorgimentale d'origine lombarda. Ma Europa incambia quando? Incambia con il fenomeno di Lech, che la sti simboli del localismo chi gli adoperà per la sua visione politica, che poi manca di che il gade sens, la battaglia di Legnano è più se lombarda in una qualche maniera che italiana. Dunque, è forse più se giusto, non dico un movimento che ha una visione sua, la Lombardia o l'Alta Italia, la ciapa che è il simbolo chi. E dunque, per la più parte, a livello di patriottismo italiano, me simbolo quel del risorgimento lombard le sta manda via. Al di che è quasi una battaglia contro i Molinaren, quella di quelli che dice no, perché quella statua qui a Buncunta è un simbolo patriottico italiano. Che il Varli stesso per esempio stradi, piazze che in dedica alla Lega Lombarda, che quei che dice, ah, ma perché mi hanno una piazza che è dedicata a un partito politico? Mamma mia, ecco. E quando han catà feura quella festa chi ghe sterre velot, gh'era quei che diseven no, gh'era de catà la data che en fa su è il consiglio regionale, ma il consiglio regionale è l'istituzione moderna, disemi. La Lombardia è un'entità geografica che raga mila anni di storia, però c'era anche di altre possibilità, se pudeven catà di altre idee per la festa della Lombardia. E che la roba chi la dise anche di identitarista e la dise minga domani o quei del PD o del Movimento 5 Stelle, perché è di momento della storia lombarda che Ghana ha avuto più influenza della battaglia di Legnano. La battaglia di Legnano è simbolica dell'idea in Lombarda
più o meno tutti insieme, che hanno la sua libertà, podem dire in sci, del nemis forestè. Però, per esempio, c'è della gente che la dice che a buon punto sarebbe mai la battaglia dei Des per la festa della Lombardia, perché è sta il momento che i Visconti hanno ciapà il governo di Milano, che è stata una roba proprio importante in la storia della Lombardia. Gode di che le belle vede che la regione la promuove la sua festa e che la gente la si inrabisminga a vedere che la sua festa l'è promuda. Anzi, se vedi un documento, per la prepara la gente è contenta che la è una festa della Lombardia, che la regione la fa di roba per la festa della Lombardia. E che di che sta anche di eventi per il dialetto, per la lingua lombarda. Mi duperi insieme perché, come dici sempre, né lingua né dialetti di parolage e la regione per prima gli adoperà tutti e due. Han fa l'iniziativa che han chiamato Lombardialet, che è un po' cringe come nome se che penso, però un qualcosa non fa. È già mo buona come roba. Pod un di no brut. Guderi però che quel che fa in pratica a me par quel che si fa sempre in Italia quando si pensa fem la tutela del dialetto. Uniche che sono un po' felici l'Emilia Romagna, perché loro fanno i roba alla sua maniera, che è anche un bene, oramai, sempre i parol, il laboratorio con i parol, sciura, cadrega e tutta quella roba lì. E mi disi che se servisse a svegliare la gente al dialetto, benù, gh'é di attività che non può uscì da fa. Andare in discor, fa conoscere ai magari di parole, magari anche a quei che veniva a vivere in Lombardia e vogliono sapere la tradizione linguistica. Anche a loro, grande scominciare in quel punto. Che alla fine è una roba che se che penso non ha de senso, e mi veri fa su no, un'associazione che insegna il cieco alla gente. Magari scominci in sci, scominci con un bel taulin alla sagra, con ti parole più se comuni. Hai un'idea? Però che fa anche più se. Mi summinga lì a vedere in piazza Città di Lombardia cosa andrà a fa. E pensi che no, perché che la greva di mess. Che la fu no, e pensi anche ad avere di altri impegni, se per caso cambi idea, e che sunt, vieni anche a salutare, non è nessun problema. E, e niente. La questione è che se è tutta roba in sci ben, però che de fa più sé. Per esempio, cosa si potrebbe fare? Chiamare un esperto di dialettologia lombarda e fa un'esposizione sul tema della dialettologia lombarda in lombardo. Che è una roba che le mie esce tanta controversa, perché se che penso, è vera che tante dialettologi hanno un po' l'idea che lingua lombarda è meglio no, perché la hanno il standard di parlante per identificazione di una varietà, che è tutta roba anche vera, che però, insomma, le minga un problema per parlare di lingua lombarda, però che ne tanti che parlano il dialetto, è il suo dialetto. E se te che diset, ascolta, professor Verdi, Rossi, Gialli, Azzurri, che me fa una bella esposizione sulla sua ultima ricerca e me la fa in dialetto. Ma che bello, te la fanno subito. E dunque, ben, sono contento di quella roba qui, sono contento che i Lombardi a San che hanno una sua festa, sono contento che la gente la si scandalizza più all'idea che la Lombardia abbia la sua festa, che la gente la rompa più i bal perché no, oddio, in Lombardia bisogna pensare alla sanità, non al dialetto. Però, cara la mia regione Lombardia, che de fa più sé.